Puntata speciale e straordinaria di Target questa settimana dedicata al mandorlo in fiore e per l'esattezza al Festival internazionale I Bambini del Mondo. Le telecamere di TVA e con Target speciale vi proporranno uno spaccato del 20° Festival internazionale I Bambini del Mondo con i gruppi internazionali che sono venuti qui ad Agrigento per lanciare il loro messaggio di pace e fratellanza. Infatti Festival internazionale I Bambini del Mondo non vuol dire solo folklore, ma soprattutto socialità e pace. Al Palacongressi del Villaggio Mosè uno spaccato di questo folklore internazionale per un target speciale che questa settimana fa l'omaggio al mandorlo in fiore. AIFA, International Folk Agrigento,
Festival internazionale I Bambini del Mondo, 20ª edizione. Buongiorno a tutti. Non sono un ballerino, non potrei farlo, perché vedete, insomma, la mia mole eventualmente ne potrei fare due, però voglio onorare il festival e invece della solita giacca e cravatta, insomma, tipica di un presentatore, gli organizzatori hanno detto: ma perché non ti metti un po' di folklore? E io ho detto: va bene, quindi la sciarpa e il fazzoletto, vado bene? Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Giuseppe Moscato, sono un giornalista, sono anche l'addetto stampa di AIFA, Associazione International Folk Agrigento, che da 20 anni organizza questo magnifico festival, che è un tutt'uno con il Mandorlo in Fiore, che è giunto alla 75ª edizione. Non solo folklore naturalmente, ma anche comunione, interscambio, rapporti con i vari gruppi internazionali che vengono qui a Agrigento, e devo dirvi che veramente loro sono in armonia, c'è una simbiosi e addirittura poi gli scambi culturali dei gruppi agrigentini che vanno nei loro festival. Prima di iniziare vorrei chiedere a Cristian se è possibile illuminarmi la sala, perché sembra che non parlo con nessuno, c'è ci siete allora, sì, fatevi un applauso, bravissimi. No, perché voi dovete sapere che il presentatore, vero è che ha un posto di privilegio, no? È messo qui sul palco, tutti lo vedono, poi dietro le quinte sta a contatto con gli ospiti, con chi si deve esibire, però lo spettacolo non se lo gode, non lo vede bene perché lo vede di traverso. Qualche volta dico basta, non faccio più il presentatore e voglio fare il semplice spettatore. Oggi voi siete qui per onorare appunto il Festival internazionale I Bambini del Mondo, che è una cosa importantissima. Nasce dall'idea di Claudio Crescenzo, che purtroppo non c'è più, assieme a Giovanni Di Maida, ed è continuata da Luca Crescenzo, per dare appunto modo ai bambini di esibirsi, di iniziare questo percorso del folklore, e devo dire che sono in tanti e lo fanno anche bene. Avete visto questa meravigliosa coreografia d'inizio dello studio danza di Manuela Santini? Avete visto gli abiti bianchi, i candidi costumi che esprimono la libertà, la pace, la fratellanza tra i popoli, e poi le luci che vogliono indicare la speranza e la pace nel mondo in un momento molto particolare come quello che stiamo vivendo adesso con la guerra alle nostre porte. Lo studio danza diretto da Manuela Santini è una scuola di danza che offre la possibilità di studiare diverse discipline che vanno dalla danza classica, accademica, modern e hip hop. Allo studio si può accedere naturalmente tramite l'iscrizione, con un importante programma non solo di balli e danze, ma anche un potenziamento fisico che permette agli allievi di raggiungere migliori risultati in poco tempo. I corsi sono rivolti a alunni a partire dai 3 anni di età, hanno inizio nel mese di settembre e si concludono a giugno. Il saggio finale è un vero e proprio spettacolo, lo studio danza ha sede in via Cicerone. E dopo questo meraviglioso omaggio, ed è giusto che sia, ai nostri amici che hanno fatto di apertura, voglio subito farvi entrare nel vivo del nostro spettacolo. Un festival internazionale del folklore ci permette di stare comodamente seduti qui a teatro e fare un volo pindarico lontano nel paese di origine di questi nostri ospiti, o meglio sono loro che venendo qui da noi ci offrono un momento del loro folklore, del loro spettacolo, e ci fanno capire un po' della loro cultura. Succede anche con gli amici della Corea, il cui già gruppo musicale è schierato. Delle maschere Euniul, che sono un bene culturale immateriale della Corea, è proprio una particolarità di tutti i gruppi del Festival dei Bambini del Mondo avere
un bene immateriale che è riconosciuto dall'UNESCO, che è l'organismo delle Nazioni Unite per la cultura, ed è proprio il Festival dei Bambini, ha anche il patrocinio UNESCO. Vedrete queste bellissime maschere, queste bellissime danze, perché loro ci faranno fare un viaggio transcontinentale in Corea!
Abbiamo parlato dell'UNESCO che è il nostro partner, o meglio dà il patrocinio proprio per l'alto valore delle danze, delle musiche dei nostri amici internazionali. Parliamo anche di un altro partner importante per i bambini del mondo. Pregherei anche un po' di luce in sala, Cristian, perché ci sono i nostri amici volontari, presidente e volontario dell'UNICEF, per raccontarci un po' di questo importante organismo delle Nazioni Unite per i bambini, appunto l'UNICEF. Ho con me la presidente del comitato di Agrigento, Lilli Bruna, e uno dei volontari, Pietro Sicurelli. Eccoli qua che stanno venendo. Se il tecnico mi avvicina all'altro microfono, per favore, eccolo qua. Grazie, prego, qui al centro, signori, venite qua al centro del palcoscenico. Loro sono i rappresentanti dell'UNICEF, questo importante organismo delle Nazioni Unite in favore dei bambini di tutto il mondo. Prego, Presidente. Grazie. Grazie per questa bellissima presenza.
ringrazio tutti voi, bambini, maestre, dirigenti e tutto quanto, perché siete qui ad ascoltare pochissime parole ma importanti. Ve le dirà il nostro grande volontario Pietro Sicuretti, che vi illustrerà qualcosa sull'Unicef. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, intanto grazie per la vostra partecipazione. Prima di darvi qualche indicazione sull'Unicef vorrei ringraziare tutta l'organizzazione AIFA per averci dato questa possibilità. Ecco, essere presenti in una kermesse di questo genere con una platea così ampia è quello che noi insomma ci favorisce. Unicef cos'è? Lo diceva prima la nostra Presidente, è l'unica organizzazione umanitaria riconosciuta dall'ONU. Ha volontari in tutto il mondo e volontari che si impegnano per la raccolta di fondi per i fini umanitari, appunto, per cercare di dare sostegno a coloro i quali, ai bambini che hanno bisogno del nostro aiuto. Oggi noi siamo qui per dare un segnale di presenza perché stiamo raccogliendo fondi per la Turchia e per la Siria. Sapete tutti che queste due nazioni sono state fortemente coinvolte in un terremoto che ha creato un disastro umanitario non indifferente e molti bambini sono rimasti orfani senza alcun sostegno, senza alcuna possibilità, alcuna prospettiva di vita. Noi ci impegniamo per loro, ci impegniamo per questo e rivolgiamo un invito a tutti voi, ci rivolgiamo principalmente, oltre che ai ragazzi che sono quelli più sensibili, che acquisiscono maggiormente le esigenze dei loro coetanei, ci rivolgiamo anche alla classe dei docenti, ai dirigenti scolastici, perché l'Unicef porta avanti tanti progetti e quello che è diventata la nostra bandiera per la raccolta dei fondi è il progetto della bigotta. Non so se voi conoscete cosa sia la bigotta, questa bambolina che ha la nostra Presidente viene realizzata con queste sagome che noi forniamo, compreso il materiale per le imbottiture e tutto, alle scuole che vogliono partecipare, che vogliono aderire e ci consente di raccogliere fondi. Diciamo che è la maggiore fonte di finanziamento per l'Unicef, perlomeno qua in Italia, e noi ci utilizziamo questo, ma è diffuso in tutto il mondo. Bene, parliamo della bigotta allora? Sì, adesso vi passo alla Presidente che parla un attimo della bigotta in maniera particolare. Sì, grazie per questa magnifica bambolina è diventata il simbolo dell'Unicef realizzata a mano. Presidente. Allora, io vi devo far vedere da dove nasce questa bigotta. Nasce da una piccola pezza di stoffa che si comincia a costruire pian piano per poi diventare una bambola, la bambola bigotta, perché questo è il simbolo proprio dell'Unicef, che noi raccogliamo i fondi per questo grande servizio umanitario. È facilissimo da realizzare, noi diamo in consegna questa piccola sagoma con l'imbottitura e dopodiché ognuno la realizza a modo proprio. E proprio per questo la bigotta è unica, non ce ne sono due identiche in tutto il mondo. Ogni bigotta è veramente unica. Grazie all'Unicef, grazie a tutti voi, sicuramente la vostra donazione, il vostro intervento per un'importante causa. Grazie al mio tecnico di fiducia. Volevo ricordarvi che in sala c'è anche Televideo Agrigento, che è una TV regionale che sta riprendendo lo spettacolo grazie al direttore Arturo Cantella e che trasmetterà naturalmente sul digitale terrestre LCN 92 e poi anche sul sito www.televideoagrigento.tv. Il gruppo che si esibirà adesso è stato sabato, proprio prima dell'inizio del Mandorlo in Fiore, in ospedale. Cioè, no, non è che si sono sentiti male, no, assolutamente, ma loro, come da tradizione, come da volontà dell'organizzazione, prima di iniziare le loro performance artistiche vanno a portare un po' di folklore, un po' di Mandorlo in Fiore ai bambini che purtroppo sono ricoverati in ospedale e che non possono, come voi, fruire dello spettacolo. Quindi sabato mattina sono andati nel reparto di pediatria e con la musica travolgente del loro essere hanno coinvolto tutti, i bambini, i genitori, anche il primario, il dottore Gramaglia, si è messo a ballare. Perché la musica del Messico è veramente travolgente. Un applauso ai nostri amici della
compagnia folclorica Hidalgo, costituita nel 1994, uno dei gruppi più importanti veramente del Messico. Sono stati ospiti dei Bambini del Mondo anche qualche anno fa e ci propongono quello che di allegro, di bello, di gioioso offre questo meraviglioso paese. A voi il Messico!
Se lo meritano un altro bel applauso ai nostri amici del Messico. Io insomma dietro le quinte cercavo di muovermi un po', certo non è che io mi muova bene. Questo 20 che vedete qua è il 20 proprio del 20° anniversario del Festival Internazionale I Bambini del Mondo. Lo ha realizzato uno dei componenti dello staff, Lorenzo Di Blasi, assieme a Gaetano Caramazza, e quello che vedete qua, credo che riusciate a vederlo, c'è scritto pace in tutte le lingue del mondo dei nostri gruppi che partecipano a questa nostra edizione. C'è un grande appuntamento al quale non potete mancare. Che succede? Non credevo fosse la nebbia, no, il fumo. Un appuntamento al quale non potete mancare sabato mattina alla Valle dei Templi di Agrigento con ingresso gratuito. Ci saranno tutti i gruppi internazionali, i gruppi locali, per la grande passeggiata per la pace e la fratellanza. Si partirà dal Tempio di Giunone per arrivare ai piedi del Tempio della Concordia, dove tutti i gruppi internazionali e chi vuole partecipare lanceranno i messaggi di pace e di fratellanza, leggendo anche alcuni versi della Dichiarazione dei diritti universali del fanciullo proprio sancita dall'ONU con l'UNICEF, quindi un momento importante. I bambini del mondo parteciperanno anche alla fiaccolata di venerdì, assieme naturalmente a quelli dei grandi, e poi al gran finale di domenica con l'esibizione dei gruppi dei grandi al Tempio di Giunone, di Concordia, per l'assegnazione del Tempio d'Oro che decreterà il vincitore del Mandorlo in Fiore numero 75. Tantissimi grandi appuntamenti per tutta la settimana, non solo con noi bambini del mondo, ma con il Mandorlo in Fiore che mette Agrigento al centro del mondo per questa settimana. Proseguiamo i nostri voli, proseguiamo il nostro spaziare per il mondo. Adesso andiamo in Bulgaria, l'ensemble si chiama Palamance e pensate un po', questi ragazzi, questi bambini, questi giovani in diverse occasioni sono venuti qui a partecipare al nostro Festival dei Bambini del Mondo. Quelli che hanno partecipato nell'anno 2014, che adesso sono grandi, sono qui con il gruppo dei grandi a partecipare al Mandorlo in Fiore, e questa è la bellezza della nostra manifestazione. Loro sono uno dei gruppi più importanti della Bulgaria, hanno partecipato a tantissimi festival internazionali, hanno anche danzato e ballato ottenendo il premio speciale al Consiglio d'Europa a Strasburgo, e poi fanno parte della grande organizzazione delle tradizioni e delle arti e del folklore denominata CIOF. Insomma, qui con i bambini del mondo c'è il grande folklore, anche perché dobbiamo dirlo, i paesi dell'est o comunque in giro per il mondo del folklore ne fanno una vera scuola. Noi forse lo prendiamo così, insomma, come una specie di dopo scuola, ma loro in realtà vanno lì, studiano, sostengono anche degli esami per poter essere inseriti nei gruppi che poi in giro per il mondo rappresentano la cultura del proprio paese. A voi la Bulgaria!
la maestra, e questo è stato il più birichino. Cosa studia questo? Fammi vedere cosa studia. Matematica, insomma, la matematica è sempre un pochettino così, o no? Vi piace la matematica? Siccome non l'ho capito, fate silenzio. Scusi il tecnico, luce in sala per favore, luce in sala. Allora, siccome io non l'ho capito, a chi piace la matematica al mio 3 dice sì, a chi non piace non dice niente. Poi a chi non piace la matematica dopo dice no e gli altri non dicono niente. Vediamo qual è il grido più forte, va bene? Aspetta, allora, a chi piace la matematica, 1, 2, 3. Facciamo adesso la controprova, silenzio un attimo. A chi non piace la matematica, 1, 2, 3. Caro professore, questa è la dimostrazione che la scuola proprio io ho inculato. Bene, e gli studenti della Bulgaria hanno studiato anche la matematica, storia, e l'altro libro non l'ho visto, cos'era. Si stanno preparando i nostri amici perché, come dicevo, accanto ai gruppi internazionali ci sono anche i locali. Ieri al Teatro Pirandello c'è stato il Festival internazionale, la prima esibizione, qui adesso ci sono gli altri e sarà lo stesso anche domani. Ci sono 5 giudici bambini proprio che poi attraverso quello che è il loro settore daranno un punteggio per l'assegnazione del riconoscimento Claudio Crescenzo, che è il fondatore assieme a Giovanni Di Maida del gruppo del Festival dei Bambini del Mondo. Sono loro insomma che attraverso alcune voci come canto, musica, danza, ma soprattutto impegno e capacità di trasmettere il loro folklore agli altri, riceveranno un punteggio per aver assegnato il premio Claudio Crescenzo. Magari voi dopo, insomma, anche perché avremo una seconda parte del nostro programma, se qualche gruppo vi piace di più rispetto agli altri, potete gridare e applaudire un po' di più, magari non lo so questo, se la giuria sarà influenzata, però potrebbe anche tenere conto del gusto del pubblico. Dicevo, gruppi agrigentini, questo nostro è il gruppo oratorio Don Guanella, 1996 la data di inizio, grazie a Don Vittorio Mosca, un'attività folclorica che naturalmente si unisce a quella che è la formazione, l'aggregazione sociale per stare insieme e condividere non solo musica e folklore, ma anche appunto lo stare insieme. Presidente attuale è Don Calogero Proietto, mentre le coreografie sono di Marco Valenti. Ci proporranno una bellissima tarantella, sono piccoli, alcuni alla prima esperienza in palcoscenico, a voi il Don Guanella.
sembrano sicuri, però abbiamo detto si inizia così, proprio i primi passi. Bravi, bravi Longuanella. E adesso abbiamo un altro gruppo, un altro volo lontanissimo, però prima volevo salutare, perché mi hanno detto che ci sono, vediamo se non dimentico qualcuno. Luci in sala, grazie, non so che disturbo Cristian, silenzio, però ho bisogno di massimo silenzio, devono applaudire o salutare o gridare solo quelli che chiamo io. Ce lo facciamo a stare in silenzio? E allora mi hanno detto che in sala ci sono diversi alunni e studenti della scuola Quasimodo. Forza, solo Quasimodo, gridare! Stop! Mi hanno detto che ci sono alunni e studenti della scuola Anna Frank. Silenzio, mi hanno detto che ci sono studenti e alunni della scuola Esseneto. Silenzio, silenzio, adesso devono gridare quelli che non fanno parte di queste tre scuole. Nessuno? Bene, allora vuol dire che siete tutti voi bravi, grazie di aver accolto con piacere l'invito dell'AIFA ai bambini del mondo. Dicevo, adesso facciamo un volo lunghissimo e andiamo in America centrale e esattamente a Panama con l'Accademia di Danza Popolare Francisco de León. È stata fondata nel 2014 dall'attuale maestro Francisco de León, che è il direttore, fa parte della World Association of Performing Art del Festival Folk. Nella loro composizione sono divisi in diversi gruppi in relazione all'età e al grado di preparazione raggiunta, dai 4 ai 9 anni, dai 10 ai 14 e poi quelli dai 15 anni in su. Le coreografie sviluppano l'essenza del folklore panamense che sono sicuro piacerà anche a voi. Panama!
questa eccezionale orchestra che ha accompagnato i bambini di Panama. Complimenti, complimenti veramente. Oh, è da 1 ora e un quarto che stiamo qua, Vi state divertendo? Chiudiamo e ce ne andiamo o rimaniamo ancora? Va bene. Ci sono ancora altre ore, anche perché quando state a scuola ci state 5 ore, insomma, qui credo che vi divertiate di 6 ore, 8 ore, vabbè, tutta la giornata, dai, insomma, non esageriamo. E poi stare a scuola è bello, io quando andavo a scuola mi divertivo tantissimo, naturalmente nei vari livelli, la scuola elementare come scuola elementare, la media come media e il liceo poi uno fa sempre il monello, dai, i professori lo sanno, inizia a crescere e poi qualche strada si interrompe, ma speriamo che per voi sia una luminosa e lunga strada scolastica che vi porti tutti alla laurea o comunque a una istruzione che vi dia subito un lavoro, e questa è la speranza un po' di tutti. Ritorniamo in Europa, in realtà siamo un po' Europa, un po' Asia, perché la Turchia fa parte dell'Asia ma è parte integrante dell'Europa e in questo momento sta attraversando un momento particolare, insomma, sapete il disastroso terremoto che è successo in Turchia e in Siria, per fortuna loro sono da un'altra parte dello Stato, però insomma vivono l'emozione e il momento particolare dato da questa tragedia. Il gruppo viene dalla città di Fethiye, è stato fondato nel 2015 e anche loro, pensate, organizzano un festival internazionale del folklore in cui partecipano i bambini di diverse parti del mondo. Anzi, sono venuti qua, dicono loro, anche per cercare di convincere qualche gruppo e di invitarlo per partecipare al loro festival, anche perché la città di Fethiye, se la pronuncio giusta, è una città turistica e storica molto antica e dicono che ha diverse similitudini per quanto riguarda le bellezze archeologiche anche con Agrigento. A voi il folklore della Turchia.
ognuno con la propria musica, ognuno con la propria tradizione, ognuno con il proprio paese. Bene, adesso noi dobbiamo dire grazie con un grosso saluto a TVA che ha ripreso questo spettacolo e che lo trasmetterà in prima serata mercoledì in Target speciale, la trasmissione che io conduco proprio su questa emittente. Noi ci fermiamo